casa all'ora del crepuscolo. A Treviso una novantenne trattenuta con la forza da due ladri entrati in casa a Sant'Elena di Silea, diverse abitazioni nel mirino degli sciacalli. Gli esami tossicologici su Alberto Antonello hanno dato esito positivo, ma non dimostrano che il ragazzo fosse sotto l'uso di sostanze mentre guidava. Intanto le ceneri di Giulia riposano al cimitero di Salvarosa. Da oggi i seggiolini anti-abbandono sono diventati obbligatori, sanzioni in vista per chi non si mette in regola, negozi della marca presi d'assalto, ma i dispositivi in molti casi non si trovano. I volti di Mussolini su un edificio di Zenson di Piave, l'associazione Partigiani scrive al prefetto, inaccettabile propaganda fascista. Influenza, primi ricoveri all'ospedale di Treviso, intanto tutto è pronto per l'avvio della campagna vaccinale dell'ULS 2 prevista per il prossimo 11 novembre. Manifesteranno in massa il 16 novembre a Treviso al Circo Massimo anche i pensionati trevigiani in piazza per sanità, fisco e rivalutazione delle pensioni. Pioggia battente, neve in montagna e rischio frane. La Protezione Civile del Veneto ha emesso l'allerta arancione per la giornata di domani 8 novembre e già oggi per il rischio di caduta massi chiusa la strada della Val Fiorentina nel Bellunese. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'emergenza furti a Treviso. Un'anziana di 90 anni è stata trattenuta con la forza da due ladri entrate in casa a Sant'Elena di Silea, ladri scatenati mentre i padroni di casa cenano. Vediamo. È successo che ieri sera io ero nel divano in cucina, ma è un cantoncino che non si vede. E tutto in un colpo mi giro, vedo due persone. Ma ho detto, perché non avete suonato? Si è ritrovata due estranee in casa, Beatrice Slongo, novantenne, residente in vicolo Caldibreda, a Santa Maria del Rovere. Le due donne, due ladre, si sono finte amiche della figlia. Una, con la scusa di andare in bagno, ha lasciato la complice, libera di guardarsi intorno. Mi serviva il pipì, mi serve tanto perché volevano guardare dappertutto. Mi ha lasciato in bagno con quella e è venuta in cucina. Io faccio per venire fuori, perché là sul corridoio abbiamo la porta che porta sulle scale. Mi ha chiuso, questa handicappata, mi ha chiuso. E io ho detto, aspetti che è aperto, che apro. E lei, no, stia qui lei, stai qui. E io ho pensato, questa mi vuol tenere qua, perché l'altra va in cucina a rovistare dappertutto. L'anziana è stata tenuta poi a forza nel corridoio, ai piedi delle scale. Infine ha gridato. Hanno preso paura perché ho il telesoccorso. Hanno guardato il telesoccorso e se la sono svignata. L'anziana è scossa, ha paura perfino a uscire di casa, teme che qualcuno le si avvicini per sfilarle la fede al dito. Molto demoralizzata, perché è un brutto mondo. Da Treviso a Sant'Elena di Silea, via Buel de Lobu, via Franceniga, ladri scatenati. Senz'altro che volevano entrare. Tutti quanti hanno paura. Tutti sono in allarme perché ogni notte succede qualcosa qua attorno. In questa casa sono andati a prendersi una scala sul retro per raggiungere le finestre al primo piano. Hanno rotto questo balcone e quello sopra e sono saliti dentro. Noi stavamo cenando in cucina e abbiamo sentito che hanno scassato la finestra, siamo andati a vedere, sono fuggiti giù per la scala e sono usciti. Perché io ho anche l'allarme, ma non lo attacco quando vado a letto di solito. Adesso lo attaccherò sempre, perché è troppo pericoloso. E sull'ondata di furti che sta stravolgendo la Marca, proprio oggi Fratelli d'Italia ha avviato una raccolta firme per una petizione a parlamentari e amministrazioni locali. Sentiamo. Io a casa mia sono solo venuti 3 volte, una volta in negozio, abito qua a 100 metri dal paese. Bande di delinquenti che colpiscono ad ogni ora, che non si spaventano degli allarmi installati, che penetrano nelle abitazioni mentre i proprietari sono all'interno. La Marca trevigiana da nord a sud è letteralmente sotto attacco da parte di predatori spietati e a gridarlo non sono solo gli innumerevoli cittadini derubati, ma è anche un partito come Fratelli d'Italia che ha organizzato una raccolta firme a Preganziol per denunciare con una petizione la gravità della situazione. Siamo qui a Preganziol per iniziare una raccolta firme che è una petizione popolare per sensibilizzare l'opinione pubblica e sensibilizzare
tutte le amministrazioni comunali sul problema furti. Il problema furti nella Marca trevigiana è aumentato in maniera esponenziale. Pensate che qui solamente in questo comune abbiamo raggiunto i 52 furti nel giro degli ultimi 10 giorni. Per il partito della Meloni si tratta di una vera emergenza che non si può combattere con le poche risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine. La petizione si sposterà dunque anche in altri comuni. Abbiamo già intenzione di fare qualcosa a Treviso, a Castelfranco, a Conegliano. Questa mattina abbiamo già raccolto più di 100 firme in 2 ore che siamo qui, perché la gente non si sente protetta, la gente non si sente al sicuro, e questo per due motivi. Primo, perché non sono state adottate tante misure che possono essere adottate. Secondo, purtroppo non dipende da noi e non dipende dalle povere forze dell'ordine, dipende dal fatto che questi ladri, se vengono presi, poi vengono lasciati subito liberi, e questo è il secondo problema che abbiamo in Italia, e questo non lo possiamo certamente risolvere in 224, ma è una cosa sulla quale dobbiamo impegnarci in maniera molto seria. Il tragico schianto di Halloween a Musile di Piave, gli esami tossicologici su Alberto Antonello, che si trova ora in chirurgia a Castelfranco, hanno dato esito positivo, ma non dimostrano che il ragazzo fosse sotto l'uso di sostanze mentre guidava. Intanto le ceneri della fidanzata Giulia Zandarin sono state portate questa mattina al cimitero di Salvarosa. Un cesto di rose rosse e 2 parole, tuo Alberto, quasi a sigillare un amore finito troppo presto e nel peggiore dei modi. Ora Giulia Zandarin riposa qui nel cimitero di Salvarosa, a 2 passi dall'ospedale San Giacomo, dove Alberto si trova ricoverato in chirurgia fuori pericolo di vita. Gli esami tossicologici hanno dato esito positivo, rilevando, seppure con valori contenuti, la presenza di cannabinoidi. Questo però non significa che il ragazzo fosse sotto effetto di stupefacenti al momento dell'incidente, quella tragica notte di Halloween. Tracce possono restare nell'organismo per settimane, anche più di un mese. Intanto le ceneri della ragazza sono state salutate con un'ultima straziante cerimonia con familiari e pochi intimi. È stato un momento di grande intimità, un momento di grande dolcezza anche, pur nella tragedia, ma è sempre in questo tentativo di guardare oltre e di dare sempre questo abbraccio che è importante. E l'abbraccio di Castelfranco è stato corale e continuerà a esserlo. Sabato prossimo, il 16, si terrà la tradizionale fiaccolata per le vittime della strada, ma quest'anno ci sarà un ricordo per Giulia, una lettera delle amiche. E anche lì cercheremo di dare speranza ai genitori che hanno perso i figli, ma anche di dire con forza che non si scherza con la vita, è il dono più grande che uno ha e la vita deve rimanere un dono per essere donato agli altri. Restano trincerati dietro il loro dolore i familiari, chiusi a San Floriano i balconi blu della casa della mamma di Giulia, Renata, mentre il papà di Alberto, Franco Antonello, preferisce non rilasciare dichiarazioni. Da oggi i seggiolini anti-abbandono sono diventati obbligatori, sanzioni in vista per chi non si mette in regola, negozi della marca presi d'assalto, ma i dispositivi per i bimbi in molti casi non si trovano. C'è la legge, ci sono le sanzioni, ma mancano i dispositivi anti-abbandono da applicare ai seggiolini. È un paradosso tutto italiano quello che si sta consumando in queste ore sotto gli occhi di tanti genitori e nonni che stanno letteralmente prendendo d'assalto i negozi per la prima infanzia, compresi i centri commerciali. Impegnata sul fronte anche la polizia stradale, che ha ricevuto la circolare ministeriale poche ore prima l'entrata in vigore del provvedimento. La norma è stata pubblicata il 23 di ottobre, è entrata in vigore dalla mezzanotte di oggi e prevede la possibilità da oggi quindi di sanzionare i conducenti residenti in Italia che trasportano un bambino di età inferiore ai 4 anni privo del dispositivo che è atto a segnalare l'ipotesi di abbandono. Le sanzioni per la cronaca vanno da 81 a 326 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Dal terraglio Castelfranco i negozianti confermano la corsa ai dispositivi, ci vorranno giorni, forse settimane per evadere tutte le richieste. Per genitori e nonni una caccia al tesoro. Non si trova ancora in giro. Siamo anche noi presi un po' in contropiede perché vede, siamo venuti adesso e quasi tutto esaurito. Stamattina hanno fatto man bassa di tutto. Spero che abbiano una certa tolleranza perché i tempi non sono stati così lunghi, insomma, per poter cercare di approvvigionarsi delle cose necessarie. Il tragitto in auto che ho fatto per arrivare fin qui ed acquistare il dispositivo comunque l'ho fatto tra virgolette fuori legge, fuori norma, e quindi
perché purtroppo non c'è stato il tempo di organizzarsi. E c'è anche la categoria, seppure minoritaria, nonni previdenti. Sì, certo. Ci siamo già attrezzati con le nuove norme. Siamo molto attenti al bambino perché siamo ormai pensionati, però è meglio avere questo dispositivo in macchina che va bene per tutti. Ed ora il caso dei volti di Mussolini tornati alla luce su un edificio di Zenzon. L'associazione Partigiani scrive al prefetto. Il caso è arrivato in Parlamento, sollevato dal Partito Democratico con un'interrogazione, quindi lo sdegno dell'associazione Partigiani che a sua volta si mobilita. Quei volti di Benito Mussolini ritornati visibili sulla facciata di Palazzo Berto a Zenzon di Piave, volti che la proprietaria intende mantenere perché testimonianza storica sconcertano il presidente dell'ANPI. Mi pare una cosa innanzitutto obbrobriosa, perché non si tratta di qualcosa che abbia un valore storico. Questa qui è pura e semplice propaganda fascista, lo era propaganda a quel tempo e lo è anche oggi. Mi pare quindi una cosa da non poter tollerare, soprattutto di questi tempi, con le cose che vengono fuori sulla Segre, costretta alla scorta per le minacce che riceve. Non c'è una conservazione storica da fare, perché di quelle immagini se ne trovano finché si vuole sui libri. Se emerge, che so, una scritta contro gli ebrei, allora la consideriamo storica anche quella, no? Da qui l'azione intrapresa anche dall'associazione Partigiani. Io credo oggi mandiamo anche noi una lettera al prefetto dove chiediamo, insomma, che le autorità facciano rispettare la Costituzione e le leggi vigenti. Quella è puramente propaganda fascista. Ancora cronaca, i carabinieri di Montebelluna hanno arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale un cittadino marocchino di 33 anni, già destinatario di un foglio, e contestualmente hanno denunciato a piede libero un suo connazionale 32enne, autore di violenza sessuale nei confronti di una barista. In un bar del centro i due soggetti ubriachi stavano importunando la donna al punto che il 32enne l'aveva palpeggiata nelle parti intime mentre i militari cercavano di identificarlo. Il 33enne ha opposto resistenza strattonando i carabinieri. È stato quindi arrestato e rinchiuso nella camera di sicurezza del comando in attesa dell'udienza di convalida che è avvenuta stamattina. Influenza, primi ricoveri all'ospedale di Treviso, intanto tutto è pronto per l'avvio della campagna vaccinale previsto per il prossimo 11 di novembre. Primi ricoveri per influenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. 3 adulti ed un bimbo sono stati colpiti dal virus ed hanno accusato complicanze che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero. Si tratta di persone che nei giorni precedenti avevano soggiornato in Australia e Sudafrica, dove il virus è già in circolazione da mesi. I pazienti hanno risposto bene alle terapie e sono stati dimessi. L'epidemia 2019-2020 è dunque ormai alle porte ed è infatti pronta a partire la campagna vaccinale dell'ULSS 2 della Marca, che scatterà lunedì 11 novembre, 140.000 le dosi di vaccino acquistate. Abbiamo già dato le dosi medici famiglia, partiremo nei nostri punti vaccinali e sempre di più stiamo lavorando all'interno degli ospedali con i primari caposala per poter fare in modo che anche i nostri collaboratori si vaccinino. Il Flu Day sarà il 14 novembre, giorno nel quale tutti i medici di famiglia apriranno le porte degli ambulatori oltre i normali orari di visita per le vaccinazioni antinfluenzali. Noi ci aspettiamo tra ovviamente fine novembre e i primi dicembre l'afflusso classico delle persone che arrivano appunto colpite dall'influenza. Quindi vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Sabato a Riese Pio X l'ultimo saluto al 14enne di origini indiane morto all'ITIS Barzanti di Castelfranco per una crisi cardiaca. Intanto la famiglia ha presentato un esposto in procura. Sono stati fissati i funerali di Sukraj Rator, il 14enne di Riese Pio X, morto lo scorso 21 ottobre durante l'ora di educazione fisica, stroncato da un improvviso malore. L'ultimo saluto al ragazzo di origini indiane, studente dell'ITIS Barzanti di Castelfranco Veneto, si terrà sabato mattina alle 10 nella sala mostra della Barchessa Zorzi di Villa Egher, poi alle 12:30 il rito funebre Sikh al cimitero maggiore di Padova. Le sue ceneri saranno portate in Punjab, lo stato dell'India da cui proviene la famiglia.
La procura ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura, ma la famiglia del ragazzo ha presentato alla magistratura un esposto per sapere perché i controlli eseguiti sul 14enne pochi giorni prima non abbiano rilevato anomalie. I genitori, il fratello e la sorella maggiori chiedono di far luce anche sulla correttezza o meno dell'intervento di primo soccorso effettuato a scuola dagli insegnanti con il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore. Durante il massaggio è possibile che siano stati lesi i polmoni, si chiedono i familiari. Ci si è concentrati sul cuore, ma il nostro timore è che possa essere morto soffocato. Da qui la richiesta della procura di acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza che puntano sul luogo del malore. I familiari avevano chiesto di procedere anche a un'autopsia canonica, in modo da poter nominare un proprio consulente di parte, ma la procura ha ritenuto sufficienti gli esami al cuore affidati alla clinica universitaria di Padova, rilasciando il nulla osta per le esequie. Manifesteranno in massa il 16 di novembre a Roma al Circo Massimo anche i pensionati trevigiani in piazza per sanità, fisco e rivalutazione delle pensioni. Sono in centinaia i pensionati della Marca pronti a partire per la manifestazione nazionale a Roma il prossimo 16 novembre. Lo hanno deciso i sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL. Un evento per richiamare l'attenzione del governo su fisco, non autosufficienza e sanità. Pensiamo che il governo debba, nell'ambito delle risorse che ha, mettere una quota per aumentare la platea delle persone che prendono la 14ª, mettere una quota per rivalutare le pensioni più basse, ma anche per ripristinare il calcolo delle pensioni che sono state bloccate con la legge Fornero. Inoltre non è più rinviabile la definizione di una legge nazionale sulla non autosufficienza per affrontare quella che sta diventando a tutti gli effetti una vera e propria emergenza nazionale che riguarda milioni di anziani e le loro famiglie. Gli anziani stanno aumentando e le capacità di intervento a loro tutela stanno diminuendo e questo non ce lo possiamo permettere perché è la generazione che ha costruito il benessere di questo paese. C'è infine bisogno di tutelare i redditi da pensione. La maggior parte dei pensionati non arrivano ai 1.000 euro al mese. Indispensabile dunque la riduzione del carico fiscale. Noi vorremmo che le amministrazioni comunali puntassero anche sull'obiettivo che ci siamo posti, che è quello del coefficiente famiglia, con meno tasse quindi rispetto a quello che il singolo oggi può avere. Dal 22 ottobre sono entrati in servizio i 7 nuovi verificatori assunti da MOM dopo il concorso dello scorso anno. MOM porta in questo modo a conclusione un percorso di revisione dell'area dei controllori che aveva da tempo necessità di una riorganizzazione, garantendo la presenza di più personale di bordo. Sale a 14 il numero dei controllori in servizio sui bus della MOM. Con le nuove norme regionali vengono inoltre inasprite le sanzioni per i furbetti, ma allo stesso tempo per chi chiude il procedimento amministrativo con il pagamento entro i 5 giorni la sanzione è dimezzata. Nel corso del 2018 sono state quasi 6.000 le sanzioni elevate ed altrettanti i trasgressori. Un dato significativo riguarda le sanzioni oltre 1.000 per dimenticato abbonamento, sanzioni che vengono rimesse nel momento in cui l'abbonato presenta in biglietteria il titolo di viaggio in corso di validità. È proprio questo tipo di sanzioni appunto per dimenticato abbonamento si conta possano calare notevolmente grazie ai titoli di viaggio digitali. Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Migliore. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ora, come sempre, le anticipazioni di 40, il programma che domani sera, come ogni venerdì, proporrà le immagini uniche degli archivi di Antenna 3. Buonasera da Treviso, la cronaca in apertura, come avete sentito dai titoli, ancora un incidente mortale sulle strade della Marco. L'inizio di un telegiornale di quasi 30 anni fa, sostanzialmente identico a oggi. Le giovani vite spezzate dall'alta velocità, dalla stanchezza o dalla disattenzione sono uno degli argomenti della nuova puntata di 40, in onda ogni venerdì sera su Antenna 3. Il commento e i consigli del comandante della stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi, con le immagini di strade e delle pattuglie degli anni '80, per capire quanto la tecnologia abbia fatto passi in avanti e ciò nonostante continuino i morti sull'asfalto. Dalla cronaca allo sport, ma anche al territorio, con il passato dell'area divenuta negli anni il tennis club di Piazza delle Medaglie d'Oro, commentato dall'ideatore Beppi Zambon.
ora che il futuro della struttura è nelle mani di Adriano Panatta. E sempre partendo dall'attualità vedremo immagini davvero uniche dell'area del Parco del Sile, come il Burcio che negli anni '80 era presente tra Cervara e Quinto. Immagini che commenteremo con uno dei primi presidenti dell'ente, ora che da poche settimane il parco ha una nuova dirigenza dopo anni di commissariamento. Con Antonio Confortin guarderemo al passato per ipotizzare un futuro di manutenzioni, ma soprattutto di rilancio turistico del fiume di Sorgiva più lungo d'Europa. Tutto questo venerdì sera dalle 21:15 su Antena 3. Ed ora spazio alle notizie dalla provincia di Belluno. Apriamo con la cronaca perché di poco fa la notizia della denuncia di un 28enne di Belluno per il reato di revenge porn. Il giovane, al termine di una relazione sentimentale con una coetanea bellunese, le aveva inviato un video con chiari contenuti sessuali. La donna si è rivolta subito ai carabinieri, i quali durante una perquisizione nell'abitazione del 28enne hanno rinvenuto e sequestrato materiale informatico. Il bellunese è stato denunciato anche per detenzione di droga perché in casa i militari dell'Arma hanno trovato 40 grammi di marijuana. Ed ora parliamo del maltempo previsto e dei rischi soprattutto nel bellunese. La strada provinciale 20 della Val Fiorentina è stata chiusa al transito per il rischio di crollo massi dal versante montuoso. Il fronte interessato è molto vasto, secondo una prima stima dei tecnici parliamo di circa 700 metri cubi di materiale instabile. Sempre Veneto Strade comunica che verrà realizzata una pista temporanea per garantire almeno un senso unico alternato, una corsa contro il tempo per terminare i lavori entro l'8 di dicembre, data prevista per l'inizio della stagione più turistica. E a rendere più critica la situazione il maltempo previsto proprio per le prossime ore con la Protezione Civile del Veneto, che ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica. Sono attese precipitazioni diffuse ed abbondanti soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Il limite della neve è generalmente intorno ai 1000-1300 metri sulle Dolomiti e 1300-1600 sulle Prealpi. Anche per questo si segnala il rischio di valanghe. Il prefetto di Belluno Esposito è stato trasferito a Lucca, a Palazzo dei Rettori. È pronta ad insediarsi la terza prefetto donna. Prima ancora che come prefetto io l'ho vissuta come cittadino, come facente parte di questa splendida, straordinaria comunità, lasciatemelo dire, qui io lascio un pezzo del mio cuore. Francesco Esposito sarà il nuovo prefetto di Lucca, lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri nella seduta di mercoledì, indicando in Adriana Cogode, attualmente vicaria a Bologna, la sua sostituta. A Palazzo dei Rettori dal 23 maggio del 2016 il prefetto Esposito ai nostri microfoni ripercorre il suo impegno a Belluno, che ha avuto nella condivisione la sua massima espressione. E credo che anche nella gestione delle attività di prevenzione e soccorso che si sono avute quando c'è stato Baia, abbiamo messo in campo questo modo di lavorare che è fatto di condivisione tra le istituzioni e tra le istituzioni e le comunità. In 3 anni e mezzo di permanenza a Belluno, Esposito ha posto le basi per le prossime sfide che attendono la provincia, a partire dal controllo degli appalti in tema di opere pubbliche, in relazione ai possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Noi abbiamo pensato che su questo territorio si dovesse creare un sistema di anticorpi e per fare questo abbiamo avviato un'attività seria, impegnativa e costante di monitoraggio che si avvale anche di una banca dati che ci consente di controllare la vita all'interno dei cantieri. Per fare questo grande attenzione è stata posta anche al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma la questione dei mondiali e delle Olimpiadi ha riguardato anche la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Noi ci stiamo lavorando con l'intervento diretto del Ministero dell'Interno, ma anche con la collaborazione di tutte le istituzioni sul territorio e siamo già a buon punto. Torniamo a parlare di predazione perché quella nei confronti di 2 pecore a 2 passi dal centro di Belluno ha destato timori tra i cittadini.
Il lupo non attacca l'uomo. L'attacco del branco a pochi passi dal centro del capoluogo non deve essere motivo di preoccupazione per i cittadini. Lo afferma con convinzione l'assessore all'ambiente di Palazzo Rosso Stefania Ganz. Mi sento di rassicurare i cittadini, nel senso che per l'uomo non ci sono stati episodi di attacchi. Da noi il lupo è tornato da qualche anno, però dove il lupo è presente da sempre, penso all'Appennino, non ci sono registrati attacchi all'uomo. Più volte in questi mesi vi abbiamo raccontato gli episodi in cui il grande predatore ha creato scompiglio fra gli allevatori in primis, ma anche e soprattutto fra chi per hobby possiede pecore o asini per la cura del territorio. L'assessore Ganz spiega che è importante adottare le giuste precauzioni per proteggersi non solo dal lupo. Vanno prese le precauzioni come per qualsiasi altro animale, selvatico o domestico, che 100% sicuro non è mai, quindi le precauzioni che vengono adottate anche per i cani, perché i cani randagi si sa che sono molto più pericolosi del lupo per l'uomo. Agli allevatori l'invito a richiedere consulenze che la Regione, attraverso i suoi tecnici, mette a disposizione gratuitamente. Informazioni in questo senso possono essere richieste anche attraverso l'ufficio caccia e pesca della provincia. Da ultimo, i consigli per i cittadini. Se vanno a passeggiare con il proprio cane, tenere il cane a guinzaglio, perché il lupo potrebbe riconoscere nel cane un avversario, un competitore, e quindi attaccare il cane. Attacchi alla popolazione, ripeto, non ce ne sono stati, quindi segnalare la propria presenza, magari facendo dei rumori, ma andrei serenamente nel bosco a passeggiare come ho sempre fatto. Ecco. Lettera aperta dell'Associazione Cittadini per il recupero della Gabelli sulle criticità del progetto di recupero della scuola, fruibilità del tetto, ubicazione degli edifici, smantellamento dell'aula magna, arredi didattici e storici. Sono alcune delle criticità segnalate al sindaco Massaro e all'assessore Frison. L'amministrazione, l'associazione, che mai ha potuto confrontarsi con i progettisti, è sottoposta anche la questione dell'accesso ai disabili, che risulta collocato nella parte posteriore dell'edificio. È tutto per questa edizione, vi ricordo tra poco torna 20:10 ospiti in studio, questa sera il deputato di Forza Italia Raffaele Baratto e Nicolò Rocco, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso. È tutto dunque, come sempre spazio alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Tempo molto instabile sul nostro territorio, l'autunno entra dunque nel vivo, ci attende un'altra giornata in compagnia della pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 novembre. Sul Veneto maltempo intenso con rovesci e temporali per tutta la giornata. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche forti. Neve sulle Alpi dai 1000 metri di quota. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori massimi tra gli 11 e i 17 gradi circa. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, e non si escludono anche locali nubifragi. Attenzione. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 18 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con piogge dappertutto anche di forte intensità. Quota neve in calo fino a 1000-1200 metri sul Trentino. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno agli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.